porto Galli e l'oggi che era finito. Io a me chi mi veste? Ai no, dai, non verse. Sta tirando fuori dai giovani e c'è Stavo per asciugare e mi sono pure tagliata il rivaldo. e ti dava stagli angoli a spietta. Allora, Mamma senta. e tanti ci volevano, ti toccava. E chi sti che sono? Sfogliatella e papà me l'ha data la guardaporta e li ha mandati Don Gennaro. Portatele in da cucina e la aggiustate in da 4 quantie. Anzi, venite con me. Voi! Lo volete capire che quando ve ne scendete per fare un servizio dovete cercare il permesso a me? Un'altra volta che ci recapitate, ve lo faccio dire da Don Gennaro, il fidanzato mio. E quello ve lo dice in un altro modo. Per carità, vi pare che io vi volessi mancare di rispetto? Beh. Ma l'ordine me l'ha data donna Assunta, vostra madre. E allora sbagliate pure mia madre. Perché qua sopra comando io per prima, poi Don Gennaro. E poi basta. No, scusa, questo fa noi. Sto. Ah, poi mettete per qua. Sì, aspetta. Avanti la miezza. No, scusa, picceremo, hai sbagliato. Se deve diventare la suocera di Don Gennaro Fierro, se deve fare la marchesa madre quando va fa comoda, se vi deve fare un cuore tanto in cucina per preparare frittelle, zeppole e biscotti di pasta frolla per i clienti di questa schifezza di circolo dei cacciatori, un poco di autorità la deve tenere pure io. Non dico assai, ma devo comandare un poco pure io. Sentite, mettetevi d'accordo e ditemi qua sopra chi comanda. Altrimenti io perdo la testa e non capisco niente più. La porta A posto. vado ad aprire. E a chi ha aspettato? L'ordine, il comando. No, Filuma è un facile spiritoso. E già te Non buttate, Iata. non buttate che sono una signora. Ah, signor. Non buttate. E si può sapere chi mi aiuta a vestirmi a me? E beh, stasera quando è certo di Dio, faccio chiudere il circolo dei cacciatori. Ah, signore, pappanè, signore. Tu quando hanno vuoi gamba? Signore. Ah, così è te, ci facciamo a patella e ce ne torniamo a volta al sesto piano, lo vedi scassa a goccia. Ehi, Buonasera, Onnassù. Buonasera. buonasera, piccere. Ah, che odorino stuzzicante di frittelle. Più tardi venite in cucina e ve ne faccio mangiare 2 calde. Ma mo vi dovete andare a preparare perché siete arrivati con un poco di ritardo. Tengo a mamma con 38 e mezzo di febbre. Se non tornava mia sorella dal lavoro, solo non la potevo lasciare. E io sono rimasta a farle un poco di compagnia. I vestiti sono pronti? Sì, signore, vestiti, scarpa, acconciatura, sta tutto a posto, è spicciato, va bene? Sì, Yamma, facciamo un prezzo. Voi due, abitudine di salutare non ne tenete? Io non mi chiamo voi due, io mi chiamo Raffilina. E io Rosetta. In quanto al saluto, poi, ricordati che l'altra sera noi ti abbiamo salutata e tu non hai risposto al saluto. Solo l'altra sera. Quella ha alzato la superbia da quando è diventata Sciusciù, la protetta di Don Gennaro. Io non sono la protetta, sono la fidanzata. Quella che sei, al saluto si risponde. Mamma, ziente come mia madre ti rispetta. Mamma mia, ha unito finito. Chiunque mi saluta, io rispondo facendo con la capa così. E con la capa così salutano gli asini. Le ciucce. Ziente. Facciamo i conti quando viene Don Gennaro. O loro due, o loro due. E se non lo faccio chiudere il circolo della caccia. Papà, e tu quando sei scucciando? Che va a finire con il circolo lo faccio chiudere io, ma che ti sconde il sangue? Mandate Madonna Filumena, non tende di mi bottone. No, Filumena è imbottonata a chiesto. Che volete, donna Assunta? Mio figlio si deve vestere. E qua chi frigge? Vengi, mubito, vengi, Venga, dietro, il momento, non buttate. Donna Filumena, no, non mettermi le gambe qua. Eccomi, vengo. Ambiente.
Eccomi. Vengo. Ah, voi, muovetevi, entrate. Ammarò. Entrate. Fosse assurdo. E sto parlando con voi. E mo mi facete perdere la pazienza, è santa notte. Eccomi a voi, pronto a servirvi. Era Filomena, e che facete qua fuori? Vi ho detto tante volte che in questo salone ci dovete venire o quando c'è pericolo o quando vi chiamo io. Devo andare a vestire la vostra fidanzata. E ci andate quando ve lo dico io, perché qua comando io e basta. Mattita Vello, buone rinde e corna. Ho detto tante volte che sono una signora e non voglio essere trattata così. E non chiagni. Io non piango, mi difendo. Ui. E quando mai cacciate la capa fuori un sacco? E mo te ne caccia è santa notte. Ah, signore, qua signori non ce ne stanno, una Filomena, se non volete perdere la zuppa, a ta fa quello che ti chi. Vado avanti, lo va. Ciu, cara mia, che c'è sta Gennarina tua. Corri. Abbraccia, bacia, carezza, Quanto è bella, quanto è cianciosa. Cara mia. Ce la faccio più, non ce la faccio più. Calmatevi, signora, calmatevi. Questa è una vita che non può durare a lungo. Vita di pericoli, di paura, di palpiti. Questo non ci facciamo sentire per l'amor di Dio. No, non ci facciamo sentire. Questo Don Gennaro Fierro, prima con le buone maniere e poi con le cattive, mi fece firmare l'affitto di questa casa. Adesso lo tengo in braccio io, in modo che l'affittuaria sono io. E allora, qualunque cosa succede, ci vado io per sotto. Avete capito? Appunto l'altra sera, se non sono morta per lo spavento, mi dovete credere, è stato un vero miracolo. Perché? 2 giocatori vennero a parola, una parola tira l'altra, le mazzate, e ci scappò una coltellata. Quello che se ne scese da qua sopra col coltello impizzato nella pancia, sono sicura che non parla. Ma... Signor, Catalina Irmano. Io? Niente, bello mio, no, dico... Ma non sarà oggi, sarà domani. Torna qua sopra e si leva la pietra dalla scarpa. Che significa si leva la pietra dalla scarpa? Si vendica, succede il fatto di sangue e vado io carcerata. E voi perché non ve ne andate? Me ne vado, io tengo faccio. Ma che cosa? L'affitto. E poi la polizia non mi trova. Che mi stracciasse tutto. No, signor. Tutto mi strapperei. No, signor, non vi stracciate. Signor, calmatevi. Tutto mi Calmatevi, strapperei. signor. Ma il mio dramma, sapete qual è? No, veramente. Eccolo qua, vedete? Chi su qua? Un birbante di marito mi ha ridotto in questo stato. Questo è vostro marito? Sì, mio marito, ma fu punito però. Sì, perché dopo d'aver perduto fino all'ultimo soldo, pure a quel balcone, vedete, si sparò. Si è sparato? Sì, e rimanetta appesa, cotta all'indietro con meno mollona. Ah, così. Oh, povera uomo. Ah, così. Povera uomo. Ehi, voi state ancora qua? Allora parlo il tedesco. Iate bene perché avevamo parlato. Iate. Andate a vestire a Ciuciù, dopo vi andate a preparare pure voi. Stasera c'è sta una seduta importante. Mi raccomando, vestito nero, mandisini anche, scuffia in testa. Scuffia, la Cristina. Ma chi te va a Cristina, Antonetta, che volete voi, basta che vi ha pressionato come si deve. Andate a vestire a Ciuciù, a voi. E che è? Che volete? Ma voi state sempre nella luna. E mi parete un mezzo rimbambito. Ma non avete mai visto una casa da gioco? No, veramente mai, no. È la prima volta che... Va bene, non c'è sta niente di straordinario. Accomodate. È bella, Sediamoci e statemi a sentire. Come vi ho detto nel caffè, io sono il tenitore, il protettore di questa casa da gioco chiamata il Circolo della Caccia. Ricimma così. Diciamo come volete voi. Ora io ti voglio fare a buscare qualche cosa di soldi sicuri, perché secondo me siete il tipo che fa il caso mio. Avete una faccia ingenua e primitiva che mi può giovare. Detto in breve, la faccia tua mi serve. A voglio.
Sì, ma perché mi avete fatto salire? Che volete da me? Piano, andiamo piano. Ora ti faccio la spiegazione dell'arcano. Amico, io mi chiamo Gennarino Fierro, detto punto e virgola. Ah, punta e virgola. È un soprannome che mi dettero affettuosamente i compagni di galera. Punto e virgola perché con me si deve parlare piazzato. Ora mo, io ti faccio l'offerta dell'impiego che tengo intenzione di darete. Se ti conviene, presta. E se no te ne vai. Ah, beh, certo. Però si dice una sola cosa di quelle che adesso sto per direte. Domani non sarai più in grado di saltare l'alba. Ma se non mi dite che devo fare, no? A nato poco vengono i componenti e si comincia la seduta. Tu sei una faccia nuova, nessuno ti conosce, quindi sei insospettabile. Ah, beh, certo. Appena si sono seduti i giocatori, tu ti fai una passata attorno alla tavola, capito? Bella naturale, indifferente. E cantarellando una canzone qualunque, che saccia. O quando spunta la luna a marigliare, pure le pisce non ci fanno l'amore. Ah, sì. S'arravota nell'onna del mare e papriezza cagnano colore. Quando spunta la luna a mare chiara. Sì. Vabbè. Sì, Vabbè, che stro, piano. Sì, basta, assetto. Ah, ma no, io la conosco tutta quanta. Vabbè, ma questo non aveva importanza. Ah, no. Oh, a un certo punto, o barona dice, comandatore, voi non giocate. No, aspettate, chi è il commendatore? Sono io, ricimma così. Ah, ho fatto il ricima così. Allora io dico, no, veramente tengo un poco di male di capa, mi faccio pregare un poco, poi mi assetto e chiamo banco. Sì. Qua comincia il lavoro tuo. Qua comincio il lavoro mio. Beh. Con fromma mi assetto, dico, chi vuol tagliare? Tu immediatamente, con un mezzo sorriso da questa parte, da quest'altra serio. No, aspettate. No, perché è un poco difficile, avete capito? Ah, aspettate. O posso fare questa parte? Sì. Guardate se va bene così, guardate. No, non dà retta. Se ti riesci a fare, se no non dà retta. No, ma io lo faccio, ma me lo studio un poco, poi lo faccio. Dico, chi vuol tagliare? Tu immediatamente dici io, come se avessi sfiducia, capito? Tu sincerà. Ma voglio sincero, sì. E mentre tagli, a occhio, in coppo pacchetto, ci metto un mazzone. No, ma... un mazzone è un pesce? Io ho provato a pigliare un pesce. No, non signore, nel nostro gergo, un mazzone, sono 18 carte, tutte a favore dei banchi, hai capito? Ibiti. Ah, questo è un mazzone? Ah, non è un pesce? Quando mi sciosci un naso, tu caccia sta lentare in da sacca, È bello naturale, a pulizia. Sì. Allora a un certo momento io ti dico, scusate, permettete che me la metto, perché la luce è forte e mi dà fastidio alla vista e mi aumenta il mal di capo. Questa qua è una lenta nera che mi serve perché le carte sono tutte segnate col fosforo. Così riconosco e faccio passare un voglio. Sentite, ma perché non la cacciate voi sta lenta? Ma perché se no i giocatori si mettono in sospetto, mentre invece se la cacci tu, la cosa è più naturale. Chi sto capo è un mazzo di carte. Tu ti metti vicino a me. Nata cosa. Sì, va bene. Quando mi ratto in capo e segno che voglio un'ova, tu vuoi sfilare in due mazzi e mu passa. Quando faccio uno stornuto, voglio l'8, hai capito? Tu svegli il tuo piglio e murai. Quando dico, mannaggia babà, voglio il 7. Quando dico, corpo del diavolo, voglio il 6. Sentite, ma io può essere che mi imbroglio. Lasciamo stare, è meglio che me ne vada. Come ti imbrugli, che è una cosa così facile. Quando mi ratto in capo è segno che voglio un'ova. Quando faccio uno stornuto, voglio l'8. Quando dico, mannaggia babà, voglio il 7. Corpo del diavolo, voglio il 6.
Sentite a me in una cosa. Io inguaio a voi e mi inguaio io. State buono, Ma va? vai, ma vieni a No, qua, no, lasciatemi andare. Lasciatemi andare. E biloghe sono tutte uguali. Poi dice che si muoiono di fame. E quando trovano un posto lo rifiutano. Ma vieni a qua, senti a me. Tu cangoppo, puoi guadagnare una raccappellata, capito? Oh, tu in una sola sera puoi buscare pure che saccio 40, 50 lire. Meglio 50. Ma pure 60, 70. Meglio 70. Senti a me, tu cangoppi, trovate la vieni l'ora. Oh, vedi. Anna Filomè. Non ti muovo. Anna Filomè. Lo so. Eccomi, pronta. Va raccomando anche sto giovane, è roba mia. Può andare, può venire, può fare tutto quello che vuole. È il nuovo impiegato, il nuovo palo. Il palo. Advigna. Io mi rinfrescare un poco, mi sciacquare un poco. Si è fatto tardi, hai capito? Ma arrivano i monaci. Ah, c'è qualche funerale? I funerali? Che c'è il funerale? Arrivano i monaci, i giocatori. Perciò state partendo a quello che facete, hai capito? No? Sì. Quando mi scioscio un naso, che voglia. Ah, lenta. Bravo. Quando siete bello, bravo. E quando mi ratto in capo. Oh, pettana. O pettano. Che c'è il pettano? Non signore, voglio un uovo. Dunque, quando faccio uno stornuto, cambierà. O fazzoletto. O fazzoletto. No, signore, voglio l'otto. Quando dico mannaggia bubà, voglio 7. Quando dico corpo del diavolo. E talento in coppa mazzona. No, signore, voglio 6. Tu andiamo per lì, hai capito? No. Il spezzo e gas. Hai capito? A te non ci lo niente da logo tre che arriva gente. E tutte quelle da gita fino a noi, passatela a memoria. Hai capito? Mamma mia, scamo! Tu mi viverò 15 soldi a scopa e mezza lira a brisco. Scopa te, tu non ne capito buono. A brisco la vince te e ti rimanete a da me salire, ti sovvieno. Beh, scamo, tu mi facessi scendere o paravisante. Che succede quando non si va un coppo un momento? Ma perché, secondo te, io ti voglio far scema a me salire? Mannaggia, vita mia, mannaggia, ti mannaggia solo Camposanto. Lo tiene sempre a mucco, Camposanto, il c'è giuramento con te non ti giochi più, manca si che. Ma state zitti, ti ronco sempre 6 punti annanza. A me? A Tu te. hai 6 punti annanza a me? A te. Anna fino a me, o mazza di carta, alla lavagno gesso. Vieni te, Vabbè, andiamo. Boss. Mezza lira a 6. Questi sono 7 soldi, ci mancano 3 soldi. Non ne voglio cacciare per scaramanzia, va boh. Fa niente, mi piglio. Io. Voi vi chiamate Filomena? A servirvi. A favorirmi. Io sono Luigi Poveretti. Sto qua perché devo... Dovete fare il palo, lo so. Precisamente. Io. Quei due chi sono? Quei due. Dunque, quella che è stata a questa parte, vedete che tutta inzavata, lo chiamano scoppatella. È giuta carcerata per furto. Quell'altra da quella parte, il chiattone, vedete che li chiatti. A chi lo chiamano scamusa. A ceretta mogliere. La piezza femmina, una bella femmina, bella. Ma va fuyenna, cammina sempre armato, porta coltella e revolver. Ha giurato che non si fa piglia viva, caccia un revolver e spara la cieca. Tu sei una carogna, verso la punta a fuori. Io. No, dite al padrone che me ne sono andato. Don Gennarino, dove sono? Sta dentro, volete che ve lo chiamo? Chiamalo. E chi si chiede? È persona della casa. Sì, io sono il palo. Sì, state zitto, ho capito. È il nuovo palo. E ha provveduto Don Gennarino. Signor sì. Molto bene. Io palo viecchio. Sono frasciataia. Bravo, ben detto. Sono frasciataia. Va, Filomè, chiama Don Gennarino, dicella che venisse subito. Ha già portato un pullasta, va. Vado subito.
Ah, don Gennarino è buon gustaio, le piace dei pullast. Avete capito? Il pollastro sarebbe un novellino che si può spennare. Avete capito? Ma voi siete a casa, no? Sì, signore, io sono il nuovo impiegato, ve l'ho detto. Io sono il palo. Zitto, zitto, come ve lo devo dire? Che vi dovete stare zitto, vai da sto. Ma voi che fate? Io faccio assai più di te, voglio io giro, runzea, a osama, e quando trovo pivez, o porto qua e o pulizzam. O pivez? E io o zalla. O zalla? O ndondere. O ndondere? Ussa, a scamorzi, insomma. Ah, a scamorzi? Levate, ma lo faccio praticamente, va. Aspetta un po'. E beh, sei per tu che hai fatto la fine che ti ammaratava. Tu! Oh, e che da me se rivinci, io. Venite, accomodatevi. Grazie, è un ambiente accogliente. Vi piace? Molto. Beh, non c'è ancora gente perché è prestino, Io poco mi posso trattenere perché è già tardi per me. Fate il vostro comodo, vi trattenete quanto volete. Quello è il pollastro, prima. Achille, sì. Avete portato la scamorza? Chi? A scamorza. No, io veramente non lo so. No, ma... il signore deve cenare e vuole la scamorza. E la vuole da me, come ha pigliato? Lo salupire. Ecco, è giusto, no? Vi pare? Adesso viene il cameriere e vi porta la scamorza. No, ma non la voglio. No, voi vai da sta zitto, se no guaiate tutte cose. Zitto. Avvocato, permettete che vi presenti uno dei nostri soci del circolo della caccia, il signor... come vi chiamate? Luigi Poveretti. Il signor Luigi Poveretti. Vabbè, non capisco perché vi siete permessi di fare lo scherzo con me. Ah, scamorza, portata a scamorza, che significa? Io un'altra volta che vi vedo, è la seconda volta, che abbiamo mangiato insieme qualche volta. Mi dispiace, non vi permettete. Io sono un vecchio, voi siete un giovanotto, non vi dovete permettere che non si ripeta più. Peppino, fatti bene. Piacere, io sono il Palo. No, Paolo, no, sapete, il giovanotto è un poco cacaglio, non riesce a scandire bene. Vorrebbe dire Paolo e dice Palo, ma si chiama Paolo Luigi Poveretti. Io ho sentito Palo. Sì, e io sono il Palo. Paolo, lo vedete? È cacaglio. È cacaglio. È cacaglio. No, qua cacaglio. Io mi chiamo Luigi Poveretti e sono il Palo. Paolo. Ma si corregge. Sì, questo è un difettuccio che si può correggere. Adesso fanno miracoli, sono professori specializzati. Dovete parlare lentamente, così, quasi compitando. Paolo. Dite, Paolo. Sì. Palo. No. Piano, non vi confondete. Paolo. No. Palo. È cacaglio. Sì, è cacaglio. Vabbè, come volete voi, Signor Barone, io ve lo volevo chiedere anche giù quando ci siamo incontrati, non mi avete fatto parlare. In che cosa consiste questo circolo della caccia? È semplicissimo, ve lo spiego subito. Guardate, qui la sera si riuniscono i soci, si fanno 4 chiacchiere, si gioca, naturalmente con poco interesse, e così passa la serata. Due parole. Sì. Una parola tira l'altra. È naturale. Si fanno 4 chiacchiere. Dalle chiacchiere si passa ai fatti e... Avvocato, che c'è? Che è successo? Ha fatto il gesto del coltello, quello ha minacciato. Come si permette? No. Ho capito. No, quale gesto del coltello? Non minaccia a fare. No, il coltello, avvocato, quando si va a caccia c'è bisogno del coltello. Capito? Non si può andare a caccia senza coltello. È logico. È naturale, scusate. Siccome a me piace molto questo genere di sport, quando è che si va a caccia? No, lui va a caccia e porta scamorza. Voi andate a caccia di scamorza? Io? Come? Pure i pullast.
Ma che state dicendo? No. Cioè, insomma, lui gira. Sì, spiego io all'avvocato. State zitto, lui voleva dire che io giro volte e sto sempre qua, ma è logico, mi piace l'ambiente. Quando si piglia la Renzi. Sì, ecco, proprio. Cioè, io poi non devo parlare, perché non mi conviene. Io sono il Paolo. Paolo Luigi Poveretti. A balbuzzi. Senti. 5 a 3, 8, scusa. Fatti tu. Buonasera. Piacere. Come state? Stai giocando, eh? Servo. Io. Barone, buonasera. Commendatore, buonasera. Vi presento il fondatore e proprietario del Circolo della Caccia, il commendator Gennaro Fierro. Detto punto e virgola. Già. Gli amici del circolo, sapete, scherzando, mi chiamano punto e virgola perché mi piace di agire con onestà e regolarità. Commendatore, il signore, l'avvocato Peppino Fattibene, mi ha tanto pregato e ha fatto tante insistenze perché si vorrebbe fare socio del circolo. Niente, un momento. Veramente siete stato voi che avete insistito, tanto è bene che piano piano siete riuscito a carriarmi qua sopra. Vabbè, voi, lui, che state. Voi stasera vedrete come si svolgono le nostre serate amene. Se vi conviene, fate la domanda e io vi faccio socio. No, ma sapete che io la sera vado a letto presto perché la mattina devo andare in tribunale. Ma noi la sera non facciamo mai tardi. Vabbè, sarete socio. Ma non posso frequentare il circolo. Siete socio. Non lo contraddite, siete socio. Sono socio. Vabbè. Baronessina, contessina. Cara nipote, vieni, ti presento l'avvocato Peppino Fattibene, la baronessina mia nipote e la contessina Fifì. Parù, sta cavara. Quello là, quello dell'organetto. Avvocato, voi tenete l'organetto? Io tengo l'organetto. State zitta. L'organetto significa un portafoglio. E io saccio questo. Cercherà di parare, va, mettici la pezza, va. Sentite, voi somigliate a uno che suona l'organetto sotto casa mia, ma tale quale proprio, chiede l'elemosina. No, dici la verità, siete voi. Ma siete vestiti, hanno coppie di circo. Ma no, io mi vesto ma con coppie di circo. Ma che stai dicendo? Insomma, ti sei fissato con me, chi sei scelto? Ma ci ha fatto uno da rucine, prima la scamorza, mo l'organetto. Ma me ne vado e buonanotte. Avvocato, venite qua. Buonasera, signore. Sta zitta, avete capito, no? E voi così mi dici gustato ma voi come parlate? O gergo. Io gergo, non lo capisci che faccio guai. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, Giovanni. Buonasera, Giovanni. Ma che è, Giovanni, state di malumore? Niente affatto, vi ingannate. E poi quando mai sto allegro? Vabbè. Don Peppi, Permesso. Dite. vi voglio presentare a questi signori. Scusate. Con piacere. Eccomi qua. Peppino Fattibene. Luigi Poveretti. Piacere. Hanno fatto sta bella figura, ma... Lascia la mano. Barù. Mano vostra. Wall sta pronto. E all'angolo ruino, se viene la polizia fa il solito segnale. Mamma! Dov'è la mamma? Mammina? Vieni qua, pasticciotta di crema e fragola, terza casciruppata. Ti voglio presentare il presidente dei presidenti del tribunale. Presidente dei presidenti. Io sono un semplice avvocato. Ma non fate il modesto. No, voi siete il capintesta della magistratura, l'avvocato Peppino Fattibene, la mia promessa sposa, Marchesina Ciuciù. Capintesta. Tanto piacere, signorina. Ma io l'ho detto, sono un semplice avvocato. Il vostro fidanzato esagera un pochino. Quello che dice Gegè è sempre ben detto. Abbraccia, Ciuciù. Bacia, Ciuciù.
Carezza Sciusciù. Quanto è bella, quanto è bella! È un amore irrefrenabile. Mua. Mua. Voi avete chiamato mammina, ma la marchesa vostra madre, abbiate pazienza, sta prima in cucina a sorvegliare il buffet e poi dagli ultimi tocchi alla sua toilette. Ah, eccola che viene. Signora marchesa, siete desiderata da vostra figlia. Tocca, il buffet è tutto pronto, una vera sciccariglia, tutta roba degna di questa nobile associazione. Annasso, qui è meglio che vi state zitti. La marchesa Madra, l'avvocato Peppino Fattibene. Piacere. Fortunato. Ci mi raccomando stasera che è una serata importante. Caro barone, buonasera. Buonasera, capo mio. Bene, andiamo, Barone, e stasera stiamo senza fare niente. Vogliamo cominciare? E si capisce, se no si fa tardi. Molto bene, molto bene. Oh, no, Filomena. Preparato tutto, via. Subito. Qui mi raccomando pure a te, Picceri, vai. Vai, in gamba. Qui hai vista Giovannina? Sta là. Permettete. Prego, prego. Andiamo di là. Per voi c'è solo un soletto. Sono nuovo dell'ambiente. Ma sei tutto bravaggioso, simpatico persona. Accendete un pochino. Tu stai nata a motocar. Ma perché devo dare conto a qualcheduno? Perché mi rispondo malamente? Io se ho parlato è solo perché stamattina ho incontrato Assisina innamorata tua, la quale mi ha detto che non vuole più sentirti nominare con fatte con vizi del gioco, non te vuole va. E saluti a noi. Non dicerà così perché mi fai pigliare colla. Assisina è una buona guaglione, lo fa per il bene tuo. Oh, bene mio. E posso ancora avere bene io. Ma pare che mi fa ridere che andengo già. Ma che rappresenta più la vita mia? O io che mi ha rovinata e o io che mi ha da salvare. Che dice? O cuoco mi ha rovinata, o cuoco mi ha da salvare. Beh, lo licenzia. Quando oggi visse che il gioco è veramente un vicolo cieco per me. Perché, Ricca, non c'è da cicchino giù. Ecco perché non lo licenzia, è di cuore buono. Sa cica che ha già fatto. Un'anima e coraggio. E me levo pensiero. Che una sfuggita di gatto. Stai fermo! Ma la vuoi finire? Insomma, tu ce l'hai con me. Ma avete chiesto che... Stai attento che io ti schiaffeggio, sai, se scendi giù io ti infilzo. Tengo lo stocco, sai. Vai. Un barone, arrosta, signor barone. Che sta facendo? Ma questo, vedete, mette le mani in bocca, una mano salata, uno schifo, insomma, come... Ma veramente me ne vado, io? No, avvocato, Lo metto a posto io. Non vi preoccupate. Non derogo, me ne vado. Fatelo per me. Vai, fatelo, chi? Fatelo per me. Vedete, perché io sono nervoso, ma siccome siete così gentile, lo faccio proprio per voi. Resto. Bravo, Don Peppino, bravo. Proprio perché me l'ha ordinato. Barbare, lasciami un poco l'accesso stivalette, tengo per in do fuoco, mamma. Alla scala. Ecco servito. Accomodate. Brava donna Filomena. Brava. Signori, un piccolo giochetto, Un piacevole passatempo. Al tavolo, su, al tavolo. Prendete posto, al tavolo. Facciamo un poco di baccarà, Ci siete tutti? Signora Marchesa, e voi non prendete posto? Oh no, grazie. Io preferisco stare assettata a leggere un poco. Che volete? Mi sono incaponuta e sto andando appresso alle puntate di questo romanzo che ho penticito. A forza mi parla mamma, te. Avvocato? Don Peppino? E voi non ci siete? Facciamo un poco di baccarà. Ma veramente io non so giocare, mi vergogno persino di dirlo. Non so, guasterei gli altri, ecco. Ma non, signore, ve lo insegno io, è molto semplice. Sì? E poi io porto fortuna. Sì, accomodatevi, prego. Gentile Commendatore, voi non ci onorate?
No, veramente... Era dolore di capo? Sì, tengo dolore di capo. Gliel'ho confidato poco fa. Ma se lo pregate viene. Su, vi distraete un poco. Su, come da dove venite? Venite. Come volete, come mi passerà, volete. mi passerà. Sì, certo. È come a voi, ecco. È un po' cambio? Cambiamo, Cambio. 150. Ecco qua. Abbiamo commentato 2,50. 250. 200. 300. Benissimo, 300 lire. Molto bene. Allora, signori, 100 lire di banco. 105. 110. 120 per me. 130. 135. 150. 200. No, e io mi ritiro. Mi ritiro anch'io. No, ma che fate? No, non posso. Il medico me lo ha proibito. C'ho le gocce in tasca. Non posso avere emozioni. Sì, vabbè, state pazienti. E voi puntate quello che volete voi. Potete puntare forte perché stasera sto in disgrazia. Sono fortunato in amore. Quello. Sì, e voi quando mai perdete? E voi che fate? Non giocate? Io? No. E io non posso giocare, se no lui poi come fa? E non mi fate parlare. Allora vogliamo cominciare? Cominciamo. Comincia il gioco. Basta Cominciamo a giocare. A mare chiaro, di Salvatore Di Giacomo e Francesco Paolo Tossi. Quando spunta la luna a mare chiara, ora li picciano già fanno all'amore. S'arravota nella luna del mare, con la briezza cagnano colore. Quando spunta la luna a mare chiara. Ma che è? Voi avete detto? Che ho detto io? Avete detto? Ho detto, andiamo a vedere se è venuta l'acqua, perché manca l'acqua. Manca l'acqua? Io posso essere utile? Che manca l'acqua, cammini. No, aspettate. Che cosa? Ma voi non dovete spingere. Cammini. Ehi, Zinari, ma che è? Che sta? Voi vi dovete stare fermo con le mani, avete capito? E va pregato. Riprende il gioco. Io sono un galantuomo, sono. L'acqua non è tornata ancora, ma non importa, abbiamo delle riserve. È vero che abbiamo le riserve. C'è la riserva d'acqua. Tutto quello che volete, acqua minerale. E non date fastidio. Ecco Grazie. Qua. Sì, riprendiamo a giocare. Ecco qua. Una bella mischiata. Ricca, prestami 50 lire. Scamo, fammi giocare. Prestami 50 lire, se no arrivo un barcone e monta la coppa bascia. Tecca dei 50 lire. No, adesso mi dovete spiegare dall'A alla Z. Perché io a questo gioco sono completamente digiuno. Ci penso io. Mi raccomando, non per i soldi. Barbare, a come ingioia che va e porta dei soldi. E te? E muoviti. Abbiate pazienza. È fatto, ecco qua. Dunque, chi vuol tagliare? Vabbè, taglio io, vediamo come si taglia. No, scusate, veramente l'ha detto prima il signore. È vero che l'avete detto prima voi? No, io non ho fiatata. Che sa da tagliare? Il taglio al mazzo delle carte. Lo taglia? Sì, l'ho detta prima io, l'ho detto. Sì. Aspettate un momento. Ditelo un'altra volta. Diciamo un'altra volta. Chi vuol tagliare? Io! Per favore.
Per favore. Che volevi? Guardate se da qua è serio. Guardate, Ma che guardate. me ne importa a me se è serio, se è comico? No, perché ha che stato Guarda in faccia, adesso fastidio, mi respiri il problema. Dovete dare fastidio, venite qua. Ma voi dovete tagliare. E tagliare. E tagliare. Le carte a terra. Carte a terra. Ma come? E carte in terra? Le carte a terra. Ma come le carte in terra? E carte in terra. Andiamo a vedere se è venuta l'acqua. Se voi non siete essere utile, sì, avete quell'amico idraulico. E che ci vuole un momento. Vediamo se è venuta l'acqua. Poi mi potete dire. Cammini. Guardate, ha fatto cadere le carte in terra, tutti è fedente. Io lo avevo detto al commendatore che quel ragazzo non mi persuadeva. Non capisco come l'abbia scelto come socio. È un poco ingenuo, ma non deve essere un cattivo Ingenuo, ragazzo. sì. Ma chi l'ha fatto segno il cangop, signor Barone? Hai da domanda al commendatore, è un suo protetto. Cammini, dove stare? L'acqua è scesa. Possiamo stare tranquilli, dove stare? Possiamo riprendere il gioco. Con l'acqua ce l'abbiamo, potete stare tranquilli. Allora, ecco fatto. Va bene? Adesso sono mischiate le carte. È meglio che sta. Allora facciamo in questo modo. Siccome la baronesina porta fortuna, facciamo tagliare a lei, se i giocatori permettono. Lo taglio io. Così ci taglia. Io mi credevo che si tagliava con la forbice. Le dovete dare a me. Ecco appunto. E grazie assai, avvocato, grazie. Ecco. Ecco. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Scusate tanto. Lui fa il cassino. Allora, pronti? Pronti. Fate il vostro gioco. 50 lire. 20. 10 lire. 10 lire. 10 lire pure per me. 10 lire per la signora. 10 lire. 50 lire, tutto lì. 5 lire. Sì, 5 lire pure io, ma me ne va che la parte però. 10. 5. 10 lire. E voi? 2 lire, questo sono 5 lire, datemi 3 lire di resto. Eh sì, secchiamo mare con la cucciolella. Già, la puntata minima è 5 lire. Ma che 5 lire, 5 lire. Tentiamo la fortuna, tesoro. Puntiamo 50 lire. 50 lire addirittura. Coraggio ci vuole. Vedrai che avremo fortuna. Se no così il gioco è lento. È vero che è lenta. Sì, è lenta. A me sta luce mi fa male la vista. Aspetta, e dai che è lenta lo boscia. Grazie, non ne voglio. Ma che sete, che sete. Filomena, ho sete. Lo sapevo. 50 lire, voi quando è Riccardo? 10 lire. 10 lire. Sta 10 lire a casa? La signora. 10 lire. Pure le banane. 20 lire. La mancanza d'acqua che ha portato Vediamo un po', Vediamo. Dove ci sta? Ecco. Girato. 7. 7. 7. 7 e 5. Si paga. Bravo Gegè! Serata di fortuna per Gegè! Oh, braccia
Shushu, bacia Shushu, carezza Shushu. Aggeperzia. E beh, perché? Così, state zitto. Allora, 50 lire a voi. 10 lire a voi. 10 lire a voi, 10 lire al signore. E 10 lire a me. Eccole qua. A voi 5 lire al signore. Andiamoci. E 50 lire a scamusa. Già da pazienza, già no. Andiamoci. Fate il vostro gioco. No, un momento, scusate, perdonate. Dovete pagare a me. No, vi ho pagato. No, non mi avete pagato. No, quando vi dico che vi ho pagato, vi ho pagato. È che sono un imbroglione. Ah, la bella, allora un imbroglione sono chi? Scusate, se vi dico che non mi avete pagato, non mi sono un galantuomo. C'era la signorina qua che lo può dire. Mi ha pagato? Io veramente non ho visto, stavo distratta. Non distratta, era lei. C'è sta questo, sta sempre da me. E dite la verità, mi ha pagato o no? No. Quello non ha capito bene. No. Il signore vuole sapere se io gli ho pagato la vincita o no. Bravo. Vuole sapere se lo avete pagato o no? No, non lo avete pagato. È favorito. Andiamoci. Avete visto? Ecco, la verità viene ma che sempre fate là in piedi? a Che calma. fate? Sedetevi vicino a me, date fastidio a Don Peppino. Fate il vostro gioco. Filomena, ma chi aspetti? Ho sete! Ci vuole! La baronessina sì, e poi dobbiamo festeggiare la vincita nostra, perché abbiamo vinto. Ecco qua. Baronessina. E questo per me. Salute. Benissimo. Quando è? Scamusi, Ma che champagne è questo? È della casa! Questo qua? Ecco qua. L'avvocato? Noi, quando giochiamo? Quanto giochiamo? Una cinquantina di lire. Ma che 50 lire, 50 lire? Senti a me, tentiamo la fortuna, puntiamo tutto. No. Meno il regalino per me. Scusa, ma sei per piano? 200, 1400. No, io non mangio. 1400 lire. Scusate, un attimo solo, perché io mi sto grattando. E vi tratto io, voi giocate. Statemi ferma, che mana, mi devo grattare io. Sapete a Roma Prora. Ho fatto a Roma pronto. Scusate, ma deve essere una cosa di fegato perché... Dunque, allora scusate un attimo d'attenzione, allora... Attenzione, per favore. Ci sta. Allora, qua carta, ecco, e qua carta. E scoprite? Il cuore mi va a 4. 2, c'è speranza per me. Allora, 4, 2 e 1. Avete personato? E quello è uscito 1. Uno chi? 1, la carta di chi te viva, doveva uscire 9. E pavamma, si paga. Bravissimo, c'è! Serata di fortuna! E mi stai sputtando? E ti piglia a pacca, da boffa. Agge persi, capite? Agge personata volta. E pezzo conosco! Tu che siete messi sta scema vicino, che sta non capisce niente, non capisce. E quando lo vuoi sapere non mi salutano mai! E io lo faccio chiudere il ciclo della casa! Ma sta qua non finisce bene! Ma non è da che è tutto a me! Fai schiatta! E io lo faccio chiudere! Salute. Io non posso fare tardi la sera. Amore. Chi è? Ecco, c'è tu, sempre tu. Adesso capisco perché fai il giro intorno al tavolo, Io sono un galantuomo, hai capito? Ma che è stato? Niente, cose da niente. E ricordati che non mi presto a questa specie di truffe. No, ma avete fatto uno starnuto. Perché non si fa lo starnuto, si fa lo starnuto. Ricordati, hai capito? Non ti voglio rovinare.
perché sennò ti rovinerei veramente. E voi, signor commendatore, cercate di essere preciso quando ammettete i soci in questo circo. Io poi, secondo te, mannaggia buba, mannaggia. Ma insomma, questo passa le carte. Passa le carte! Andiamo a vedere se è venuta l'acqua! Addosso! Ma avete visto noi tu? Se ne scappate, ma non ne ho mani, io chiappo! La chiappo! Scusate, è un incidente senza importanza. Fate il vostro gioco. Aspettate, abbiate pazienza, ma non buttate. Io vi devo annunziare. Io sono la sorella, non c'è bisogno che mi annunziate. Giovannini, col permesso degli amici ti devo parlare. Amici, perdonate un momento. Che sei venuta a fare? Io lo sapevo che ti trovavo giocando. Non si contende che mi ha mandato a precipizio una casa. La povera mamma non si riconosce più. È ridotto uno straccio per tutti i dispiaceri e tutto il veleno che le dai tu. Ma insomma, non bastano le scenate a casa, mo' è prete che mi viene a fare pure a Pries. Vattene a casa, va. E viene tenne con me. Io non posso lasciare la compagnia. Vattene. Bella compagnia. 4 magna franco, imbrogliuno che ti leva una camisa fuori. Zitti, che le sentono? Tu se non vieni con me gli faccio cose pazze. Mi metto a strillare con mano pazza. Ma tu avessi bevuto. Ma si sembriaca stasera. Amici, perdonatemi. Ma che state? Non me ne filo più. Voi a mio fratello lo dovete lasciare in pace, avete capito? Se no vado a ricorrere in questura. Dice che questura? Ma non si fa niente di male, si gioca così con poco interesse per il divertimento. Poi si va a caccia qualche volta. Voi avete rovinato casa mia. Voi avete distrutto a mio fratello. Guardate là, nu vecchia. Invece si mettono con una corona a mano, se ne meno circolo da caccia. Bell'esempio che date alla vostra età. Ma vuoi farni? O t'ha già pigliato schiaffo a cangoppo, mo? Brava, piglia ma schiaffo. Anzi, va a casa e piglia schiaffo pure a mamma. Scanna, la cira, è meglio. Ah, così che la povera vecchia farnesce soffrire. Madonna. Qualche socio che vuol salire. Che non deve salire. Insiste. Ma che è stato? Ha cantato Gallo. O Gallo ha cantato. Barbare, andiamo belli, vieni da. Arrivano dei soci che vogliono scherzare. Noi scherziamo con loro. Dove sta la baronessa? Sta lì dietro adesso. La baronessa. O poi facciamo i conti dopo. Il signore. Non lo fate male, non lo fate male. Per carità. Vai. Caspita. Via. Piano. Bellissimo. Che bel quadro. È firmato come Sì, levate la mia, se per piacere. Levate di me. Cortesia, Conversate e ridete.
Dite che sto va regalo. Grazie a te. Tenete a averlo per ricordo mio. Porta fortuna, pigliata via. Grazie per il gioco. Per il gioco, bravo. Avvocato, questa l'ho comprata ieri, ve la regalo. Siete molto gentile, signor Barone. Figuratevi. Grazie mille. È bella, è bella. Piccolina si può mettere nel gilet. Angela, voi sapete, aiutate, non mi perdete. Susi, siamo figli a stessa mamma. Vieni qua. Grazie, Angela. Devo stare a ballare con te. Come fa? Sai. Ancora no. Il signore non mi preoccupa, sai? Ah, ma non ne può fare. San Gennaro corretto. Sant'Antonio Sono fratelli, capisci? E stanno preparando il gioco per i soci che devono salire. Ho capito. E qua. E qua. E qua. E quando? Perché sai sa veste? Che va a trovare? Che c'è? Prendete. Tutta fatta. Ah, è un coltello. Questo è per andare a caccia. Capite? Cammina, non ti va poi. Polizia, fermi tutti. Fermi. Allegria, un eterno carnevale. È divertente, è divertente. Questi circoli, tutti gli stessi, sempre. Guarda, una pistola. Fuori il grillo. Il grillo? E un malloppo. Ma qua malloppo? Insomma, non stavate giocando. Che ma si stava giocando con poco interesse. Ma quando mai? Ma non ora dritto! Non ora dritto, e belle, ci avessimo a conoscere, mo. Siamo vecchie conoscenze, commendatore Fierro. Avessimo a Ah, qua sta pure Barbaretto. Anna Assunta, tu si dice dire, tra mesi non ti leva nessuno, non ti leva nessuno. E tu che fai? Signor delegato, questo è mio fratello, è un bravo giovane. Portatela a casa. E tu non ti fai parecchio un coppa a sala di giochi, capito? Io te vedo. Quelli che me l'hanno rovinato sono stati sti 4 delinquenti. È una voto delinquenti. Picceri! Io sono un galantuomo, sai? Allora per un galantuomo. Siete armata, sì. Datemi. No, me l'hanno regalato sì, qua datemi, sopra. Datemi, non vi preoccupate che me la conservo io. A voi pure ci avete un'altra pistola? Sì, me l'hanno regalato pure a me. Pure a voi mi hanno regalato, guarda un po' che la combinazione. E questo qua me l'hanno dato per portafortuna. Veramente, il puntarugo. E io l'ho visto e mi è piaciuto tutto. Questa è un'arma pericolosissima. Sì, ma io ci tengo a questo. Sì, ma ve lo conservo. Guardate questa quando è bella. Pindaziata, guardate. Arroiata, permettete che la guardo un momento, la vorrei vedere. Sì, ma poi me la restituite. Sì, me la restituisco io, non vi preoccupate. Quando è dopo se ne parla, leva mise, porta. Quando è dopo ve le restituisco. Voi siete veramente un uomo di spirito, avete fatto uno scherzo che resterà memorabile. Proprio così. Noi scherziamo sempre. Però adesso ci andiamo a fare una bella passeggiatina, Sì, mi fa piacere, pigliamo un poco d'aria e voglio offrire pure un gelato a tutti i soci. E tutta questa gente scende con noi. Si capisce? Questi signori saranno i primi a baciarci sto carrozzone. Naturale. Mamma mia! E quanti gelati che dovete pagare? Gelati, ho vinto quasi 1.700-1.800 lire. Offro gelati a tutti i soci. Mi aspettavo un grazie, ma forse stanno distratti. Facciamo venire pure quel socio che si è nascosto per fare uno scherzo a voi. Già, mo che scendiamo, ce ne andiamo. Chi le perde un gelato? Chi è questo signore? No, vi precedo. Venite. Questo signore che sta... Venite, levate all'uomo. Ehi. Scamuso, che felice incontro! Scombattenza, stevo segreto, sì. Ma dite le fiere a chi sto, è stupido. Andiamo a... Sì, un segreto, sì, perché non avete visto la fioriera. Venite, Che guardate, c'entra la fioriera?
Il quadro è un tavolo da gioco. E guardate la fioriera, Marapa. E chi ci sta, scusa, cattivo? Non lo so. Ah, hai capito, ecco il mallò. Poi abbiamo fatto il colpo per oggi, sta bene. Bravo, ma voi siete proprio un simpaticone. Recitate alla meraviglia. Avete fatto un vestito da donna, un gioco proprio... Cammino, cammino, che mi hai scocciato poi. Hai capito che mi hai scocciato, basta. Ma che maniera è questa? Scherzare fino a un certo punto, ma questi sono scherzi da villano. Ritirati schiaffeggiato. Fai ribellione, fa. Aspetto i padrini. Ma questo è il corpo del reato. No, dice, quanto delinquenti schifosi che non siete altro. E femmina da una parte e l'uomo da un'altra. Andiamo bene, siete la piaga di Napoli. Sordo d'ingresso, prostituzione. Ma voi siete socio? Curtollati, sparatori. Ma ricordatevi che io sono una brutta carnetta. Siete soci o no? Ci siamo dritto al quartiere che avete fatto il complotto. Dice che mi volete fare la pelle. E a chi aspettate? Io sto che voi. Quando avevo vinto? Voi siete una maniata di grapa, che sta siete? Ma io ho giurato che vi devo distruggere e vi distruggerò. Corpo del diavolo! Sei! E che resta? No, sabotaggio fatto. Chi mi sta carta in mano? Chi è? Che già fa questa carta? Portateli via! Portateli via! Prima e femmina a pollo, veniamo qua! Sfrecciate, ma camminate! Fermo, polizia, non ti muovere! Hanno usato una calibro 9. Questo non parlerà mai. Entreremo in azione non appena raggiunto. Io voglio sapere che legami ha con la Camorra. Ma che ci guadagna a coprire un assassino? Le conviene confessare? Torna Blu Notte. Torna Carlo Lucarelli con un nuovo ciclo di 6 puntate. Sono i misteri italiani. Sono storie che fanno paura, che fanno rabbia, ma soprattutto sono storie che non possiamo dimenticare. Blu Notte, misteri italiani. Prossimamente su Rai 3. Di carattere alfabetico, ma nemmeno questo è stato tenuto in considerazione. Fatto sta che l'1 è sulle spalle di Thomas Dekker e il numero 6 fu Oscar Freire. Scelta secondo me criticabile, comunque nulla di grave. Torniamo sulla testa della corsa con Luke Roberts, Gerben Lowick, alto quasi 1,90, un passistone olandese, alle sue spalle il corridore della Skill Shimano, Floris Gösinen,
Abbiamo parlato di Napolitano, che quest'anno ha preso parte al campionato del mondo su pista. Beh, Luke Roberts è un grande specialista della pista. Soprattutto nei quartetti. Ha vinto 3 campionati del mondo ed è il campione olimpico, sempre del quartetto, medaglia d'oro conquistata con Brown, Lancaster e McGee. Fa parte di quella nidiata di fenomeni. Gli australiani su pista stanno diventando davvero dei fuoriclasse al pari dei britannici, ma un motivo c'è: i risultati non si inventano, bisogna dare delle attrezzature ai giovani, sia in Australia che in Gran Bretagna ci sono delle strutture adeguate, ci sono le federazioni che investono fior di quattrini. Pensate che in Gran Bretagna si parla addirittura di 20 milioni di sterline per un progetto di 3 anni da dedicarsi al ciclismo, e buona parte di questi fondi vengono destinati al ciclismo su pista. Dopo è chiaro che Australia e Gran Bretagna ottengono risultati. Perché? Perché mettono nelle migliori condizioni i propri giovani atleti di migliorare gradualmente, e poi i risultati arrivano, c'è poco da fare. Abbiamo detto già da quando commentiamo le corse, la pista è la scuola